Un buco nell'acqua, è proprio il caso di dirlo. La Corte Costituzionale ha demolito la riforma del sistema idrico approvata dall'ARS meno di 2 anni fa. Una sentenza durissima che ha censurato i passaggi più importanti della legge, bocciando oltre una dozzina di norme giudicate incostituzionali. In particolare la Consulta ha sanzionato un'invasione di campo della Sicilia su materie la cui decisione spetta allo Stato, come la fissazione delle tariffe dell'acqua, la durata e le modalità delle concessioni agli affidatari. Bocciato il passaggio che prevede un limite di 9 anni per la concessione ai privati a fronte di una durata illimitata per gli organismi in house, norma che finirebbe per violare il principio costituzionale della tutela della concorrenza che non ammette discriminazioni in base alla natura pubblica, mista o privata del soggetto affidatario. Sarebbe insomma troppo svantaggiosa per gli affidatari, secondo i rilievi che erano già stati sollevati anche dal Ministero dell'Ambiente e inviati alla Regione, che puntavano il dito anche contro una norma che sembra porre a carico del soggetto affidatario ogni variazione economica che possa intervenire nel periodo di gestione per qualsiasi causa, anche non imputabile al privato. Sull'applicazione delle tariffe, la norma regionale attribuiva questo compito alla Giunta, violando così le norme statali secondo cui spetta all'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di definire nell'ambito la convenzione tipo, le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenza. La norma statale, ricorda la Consulta, è diretta a preservare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ad assicurare all'utenza efficienza e affidabilità del servizio. Trattandosi di profili che attengono alla tutela della concorrenza, i poteri legislativi esercitati con la norma censurata invadono la competenza legislativa esclusiva statale. Bocciata pure la norma che prevede che gli acquedotti, le reti fognarie, gli impianti di depurazione, le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali del sistema idrico possano rimanere di proprietà degli enti locali. Cassata anche quella che consentiva la gestione diretta del servizio da parte dei comuni anche in forma associata e tramite la costituzione di subambiti all'interno di ato idrico. No all'articolo che prevede la creazione di un fondo di solidarietà alimentato per il primo anno attraverso le risorse derivanti dal sistema idrico integrato. Si tratterebbe, secondo la Consulta, di un costo ulteriore che finirebbe per ricadere comunque sulla tariffa complessiva. Ed immediate sono le reazioni. La prima è quella del vice capogruppo del PD all'Ars, Giovanni Panepinto, che parla di autonomia calpestata. La sentenza della Corte Costituzionale, scrive in una nota stampa, di fatto azzera il referendum al quale hanno votato 27 milioni di italiani e calpesta l'autonomia siciliana e le prerogative statutarie. È evidente, aggiunge, che la grande lobby dell'acqua non pensi che sia una partita chiusa. Sulla stessa linea anche il coordinatore di Intercopa Franco Zammuto, che spiega le sentenze della Corte di Stato non si dovrebbero nemmeno contestare, considerando che non entrano nella disciplina della materia ma sulla competenza legislativa. Ed ancora continua Zammuto, altra cosa è ovviamente il diritto di tutti i cittadini italiani di contestare che nel 2011 si è votato un referendum sull'acqua pubblica e lo Stato fino ad oggi ha disatteso la volontà popolare, segno evidente, conclude, che la democrazia di questo paese è una democrazia zoppa o incompiuta.